È un granchio, guardate il carapace, le zampe. La Pesciara è importante perché è il giacimento più importante al mondo a pesci fossili. Questi pesci hanno 50 milioni di anni, è un periodo geologico che si chiama Eocene medio. Troviamo pesci principalmente tropicali perché sono passati 50 milioni di anni e i movimenti tettonici hanno portato i fondali marini vicino all'equatore, diciamo nei tropici, a latitudini più fredde e con le spinte sono venuti a 500-600 metri di altitudine. La Pesciara è un posto unico. Perché avvenga la fossilizzazione ci devono essere dei fattori che coincidono e qui in Pesciara, a Bolca, diciamo, questi fattori ci sono stati tutti. Anzi, a differenza di altri giacimenti in giro per il mondo, in Pesciara c'è stata attività vulcanica dopo la fossilizzazione, la sedimentazione, quindi le rocce vulcaniche poi hanno mineralizzato l'animale e la roccia, quindi sono fossili super colorati. Noi siamo qui da più di 250 anni in Pesciara e quasi 500 anni a Bolca, sempre per la ricerca di fossili, diciamo, perché prima del Settecento i miei avi lavoravano nelle gallerie di carbone e trovavano le palme e i coccodrilli fossili. Quando esce un fossile è una cosa, un'emozione immensa, per il fatto che prima di tutto il fossile può essere trovato in sezione e quindi dalla sezione possiamo capire e percepire la specie, il genere dell'animale, però poi c'è tutto un aspettare, un asciugare le pietre, aprirle con i martelli, gli scalpelli, e quindi è solo quando viene l'apertura vera e propria che si sa precisamente a che cosa si è andati incontro. La fortuna della mia famiglia è quella che per secoli ha aperto i fossili della Pesciara. Io ho più di 50 anni, mio papà ha 70 anni, quando apriva un pesce gli tremavano le mani, perché è un'emozione unica che si prova in pochi veramente.